Buono il secondo segnale con la fuga in avanti di Giorgio Pella che ha scelto perfettamente i tempi della giravolte, è partito bene dal secondo nastro Lion Bypass assieme a Messerschmitt, i due hanno già raggiunto il primo nastro, è partito benissimo al terzo Niklaus B che ha lasciato più indietro quelli a 40 metri, ma intanto ha preso una ventina abbondante di metri di vantaggio Maurizio Scala col suo Giorgio Pella, mentre in seconda posizione c'è Mendel MP e adesso risale di fuori Messerschmitt che si scava in qualche maniera un buco in corda, ma Stefano Monson vuole andare dritto, c'è Mirkov che perde contatto, i 400 della giravolta in 29,7, intanto Giorgio Pella prova a rallentare, lo sforzo di Messerschmitt che vuole andare a rilevarlo al comando, a tabellone intanto Niklaus B che ha sbagliato metà retta di fronte, sta passando Messerschmitt con paletto importante, lui viene dal secondo nastro e quindi probabilmente a meno di 45 per la giravolta. Si va adesso al completamento degli 800 con la fila indiana allungata alle spalle dei primi, Messerschmitt ha sfondato, ancora 31,3 di seconda frazione, vuol dire 800 metri trottati attorno al minuto abbondante, dalle retrovie non avanza nessuno, è rimasto scoperto di fuori Lion Bypass, la risalita addirittura in terza ruota adesso al passaggio davanti alle tribune di Noblen-Rothrock che era finito in fondo al gruppo e lo sta anticipando Oklahoma MN. I due risalgono nella scia di Lion Bypass, rallentamento netto adesso per il passaggio davanti alle tribune, quello di Messerschmitt che si trascina sempre in corda Giorgio Pella, Mendel MP e poi ancora Mirkov che però perde il contatto dei primi. Intanto in 32 netti il sorpasso di Lion Bypass su Messerschmitt, adesso viene Oklahoma MN, rimasto invece invischiato a centrogruppo ancora Noblen-Rothrock, sembra poco reattivo, si va agli ultimi 600 metri, Oklahoma è passata di un'altra camminata lasciando Lion Bypass in seconda posizione, ancora Messerschmitt a galleggiare in terza, ma quel gruppo che si fa ancora più compatto, sembra che venga via anche dal fondo Ortica Jet, intanto e poi ancora Melody De Chiari, 32 di quarto per andare ai 1.600 di gara. Oklahoma ha finito lo spunto, di fuori viene Melody De Chiari con Massimo Bressana, autore di un'ultima curva strepitosa che la porta in vantaggio all'ingresso del direttore arrivo. Sono tutti molto provati nel tratto ultimo. Melody De Chiari, ben sostenuta da Massimo Bressan, amplia il suo vantaggio e viene a vincere chiaramente davanti a Oklahoma MN, mentre per il terzo posto torna ancora Noblen-Rothrock che aveva patito probabilmente un contrasto alla penultima curva, quindi tutti gli altri a ventaglio. La distanza trottata in 2,41 e 2, misura presa però sullo start che quindi vale un 2,40 scarsi per un 2,40 abbondanti per Melody De Chiari, ma di tutto questo attendiamo ovviamente la conferma ufficiale.